Piccola Fenice, Scatola d'Oro, Bomboniera, tanti sono i nomi per definire il teatro sociale di Badia Polesine. Una vera meraviglia agli occhi dei cittadini badiesi. L'opera di restauro è merito della sinergia di 4 soggetti: l'amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio, la Regione Veneto e la ditta locale RPM. Il costo totale si aggira sui 2.700.000 euro, esclusi gli impianti di raffreddamento e riscaldamento, perché sono stati donati dalla ditta RPM. All'incirca il 40% della spesa è stata sostenuta dall'amministrazione comunale, un altro 40% dalla Fondazione Cassa di Risparmio, rimanente dalla Regione Veneto. Il teatro è predisposto per accogliere 249 spettatori, di cui 92 in platea, il resto suddiviso fra i 3 ordini di palco. Una cosa importante per questo teatro è la profondità del palcoscenico, che è praticamente più profondo della somma della platea più ingresso. Quindi ha una profondità notevole che garantisce certamente un utilizzo idoneo anche per spettacoli particolari. Il boccascena, cioè l'apertura del palcoscenico, è di circa 8 metri. Poi ha un ampio ridotto che si trova praticamente sopra l'ingresso e dà sulla piazza attraverso 3 finestre e 3 poggioli, che sarà in grado di accogliere 99 persone. Chiaramente questo spazio culturale può essere utilizzato e dovrà essere utilizzato anche in modo indipendente dal teatro, perché ha un accesso diretto. Il teatro sociale è stato intitolato ad Eugenio Balzan. Eugenio Balzan è stato scelto non a caso, ma perché è un concittadino estremamente noto, soprattutto all'estero, visto che la figlia gli ha dedicato, intitolato una fondazione che è seconda solo al premio Nobel. I recenti lavori di restauro sono stati eseguiti dalla ditta Ateste Costruzioni di Este. Questo è il teatro prima dei lavori di restauro, rimasto buio e silenzioso per oltre 100 anni. E questo è il teatro come si presenta adesso. Il teatro sociale di Badia Polesine è sostanzialmente un teatro voluto e costruito dai cittadini per i cittadini. Il teatro sociale di Badia Polesine nasce grazie alla volontà e al finanziamento del cittadino Bartolomeo Dente. Il luogo teatrale viene gestito da questa famiglia fino al 1935, quando decide di vendere i singoli palchetti ad altrettante famiglie badiesi. Da quel momento diventa teatro sociale. Nel 1855 il teatro viene restaurato e ampliato. Vengono aggiunte le 6 barcacce, 3 da una parte e 3 dall'altra, di proscenio, il pagliotto di proscenio che rappresenta le 3 muse dell'arte, la poesia epica, la musica e il teatro, e viene anche ampliato il palcoscenico. Dal 1855 risale anche l'abbellimento della sala. Vengono chiamati gli artisti Voltolini per realizzare gli stucchi dorati, il Saraceni e la Briani per realizzare le pitture decorative del soffitto. Per questa grande profusione di stucchi dorati, di pitture, il teatro viene immediatamente ricordato come una scatola d'oro oppure la piccola Fenice. Era famoso per le stagioni soprattutto di lirica che venivano organizzate a Ferragosto.
quindi in occasione della sagra della città. La gestione del teatro, seppur tra alcune difficoltà economiche, va avanti fino al 1905, poi purtroppo più nulla. Dal 1905 il teatro viene abbandonato. Nel 1944 è la Soprintendenza di Verona che fa un progetto per abbellire la facciata. Siamo in un periodo di guerra e tutto cade nel nulla. Dal 1944 il teatro trova un nuovo motivo di ritornare in vita con il professore Ivan Tardivello. Con l'aiuto della soprintendenza si ha un primo intervento di lavori. Siamo negli anni 70. Allora sindaco era l'attuale sindaco Gastone Fantato. Dopo questo primo intervento, ancora una volta tutto cade nel nulla. E dobbiamo arrivare al 1983 per avere una sentenza di uso capione attraverso la quale il comune ne diventa unico proprietario. Da questo momento in poi si può pensare a un grande progetto di restauro per riportare a vivere il teatro, ma arriveremo all'ultima direzione, cambiamento di direzione del progetto, che mi pare sia di qualche anno fa, 2000-2001, e finalmente con l'ultimo stralcio di paio d'anni il teatro nel 2011 arriva ad essere nuovamente utilizzabile e riaperto. Architetto Giorgio Faccioli, lei è stato il progettista di questo ultimo grande restauro. Quali sono stati gli interventi principali? Gli interventi si sono concentrati principalmente nel rifacimento di tutte quante le parti di servizio, camerini e servizi alla platea, e il restauro della parte della cavea della platea con un semplice intervento di restauro pittorico. Quindi praticamente abbiamo riportato al pulito, diciamo, quello che era l'intervento già fatto negli anni 80 da parte della sovrintendenza. Il terzo intervento importante è la scenotecnica, che ha riguardato tutto quanto quello che è il lavoro del palcoscenico e l'acustica del teatro. Perché l'acustica del teatro? Perché in un intervento degli anni 70 il teatro era stato molto modificato dal punto di vista acustico, con un intervento di demolizione della vecchia originaria cassa armonica della platea, che è stata completamente demolita e ricostruita con un intervento di consolidamento in calcestruzzo, che ha reso il teatro completamente sordo. Lo sforzo che è stato fatto per riportare a una decenza acustica tutto quanto il teatro è stato finalizzato principalmente alla correzione di questo intervento precedente che era stato fatto, e questa correzione è stata fatta principalmente con la ricerca di una mini camera acustica, comunque, che è stata realizzata nella platea, con intervento di restauro di tutti quanti i palchetti, con l'inserimento di materiali fonoassorbenti, quali vedete qui alle mie spalle, o i materiali che sono stati usati per le poltrone, i materiali che sono stati usati per tutte le parti lignee. Alla fine il risultato è stato più che buono, anzi direi ottimo. Il teatro di Badia Polese ha una particolarità, cioè il palcoscenico è un palcoscenico che può essere sfruttato in vari modi, perché ha tutta una serie di meccanismi e di attrezzature che permettono di mettere in scena qualsiasi tipo di spettacolo. Sono state realizzate delle opere scenotecniche con dei tiri meccanici, con dei meccanismi appunto dei macchinari che possono sollevare notevoli pesi, che sono importanti appunto per il pianto di illuminazione delle varie spettacoli che possono fare. È stato realizzato un ballatoio, una struttura completamente nuova in metallo, perciò molto leggera, e dalla quale si accede poi a una graticia per eseguire i vari tiri delle opere, per le quinte e i fondali dell'opera scenica. Ci siamo occupati in particolare del rifacimento di tutti i finti marmi. Abbiamo fatto l'intero tinteggio delle 3 sale d'ingresso a base calce, quindi con pigmenti naturali. Per quanto riguarda invece la cavea del teatro, ci siamo occupati del finto marmo già esistente, sia la parte verde e la zoccolatura rossa,
Abbiamo restaurato inoltre il portale d'ingresso con il fregio dorato e ci siamo occupati della pulitura di tutto il teatro, che era già stato precedentemente restaurato, e noi abbiamo solo eseguito la pulitura. Ogni teatro ha i suoi segreti e questo di Badia Polesine ha anche un posto dei desideri, probabilmente un antico sistema antincendio. Il primo problema è stato quello di decidere se smontare la scatola storica, rimettere a posto la struttura e poi, una volta finito il restauro, rimontare tutto il legno. Ma avevamo già avuto esperienza di altri teatri che una volta smontato era poi impossibile rimontare tutto. Allora, dal punto di vista progettuale, l'ingegner Brisighella ha studiato una struttura in acciaio inossidabile che fa da gabbia di sostegno di tutto il teatro. Siccome i palchetti sono uno diverso dall'altro, la struttura in acciaio è stata progettata sul posto, per cui i particolari sono stati disegnati su stampo e poi in una officina di Verona sono stati realizzati. Tutto ciò ha permesso di poter restaurare i palchetti e gli stucchi e non c'è stato nessun danno negli anni seguenti, quando sono proseguiti dal 2006 in poi i nuovi interventi. Quando è partito il restauro del Teatro Sociale, siamo a metà degli anni '80, venne giù l'architetto Mancini da Napoli, un esperto di teatri. Quando visitò questo teatro e venne qui sotto al palcoscenico, notò che c'era un particolare costruttivo che a quel tempo era unico in Europa assieme al teatro di Cracovia. Allora, la particolarità di questo teatro è che il palcoscenico non è molto alto, per cui le quinte durante i lavori non potevano essere sollevate e portate verso l'alto, ma si muovevano appoggiate su binari che erano in questo punto. Il paletto di sostegno del binario arrivava fino a feritoie ricavate sul palcoscenico. Da sopra il palcoscenico la quinta veniva agganciata a questa rotaia e spostata verso l'esterno o verso l'interno a seconda delle necessità di scena. Il pozzo che si vede qui è il pozzo che c'è sempre stato. C'era un'apertura che dava direttamente sul palcoscenico ed è presumibile che l'acqua del pozzo potesse essere utilizzata in caso di incendio durante l'attività del teatro. I sindaci che hanno partecipato ai vari lavori di restauro al Teatro Sociale di Badia Polesine sono stati Gastone Fantato, Gabriele Cappato, Paolo Meneghin e Edo Boldrin. Dopo l'inaugurazione questo teatro attende di diventare veramente una sede importante per l'attività artistica per i cittadini di Badia Polesine. Ad inaugurazione avvenuta noi abbiamo adesso il grande compito di ridare vita al teatro, una vita costante nel tempo. Abbiamo già delle idee interessanti, vogliamo riprendere quelle che erano due tradizioni della cittadina di Badia, cioè la stagione teatrale invernale e la primavera musicale, che possono trovare uno spazio finalmente degno per iniziative comunque che intendiamo di grande livello e che possono avere anche un eco fuori dal territorio polesano. Il restaurato Teatro Sociale di Badia Polesine, dedicato a Eugenio Balzà, non resterà solo una bella bomboniera, ma la sede delle attività artistiche e musicali dell'Alto Polesine.